Buon pomeriggio, buon martedì e bentrovati a Anteprima Corner che segue quello che è poi il calendario del Catania. Ha giocato ieri sera la squadra rosso-azzurra e stasera saremo poi insieme a voi dalle 20:45 con Corner. Ma intanto c'è l'anteprima, come sempre con me c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio. Allora Alessandro, fra poco cercheremo di capire che tipo di esordio come possiamo classificare l'esordio di ieri di Viali sulla panchina del Catania. Nel frattempo possiamo anche vedere e leggere insieme i risultati della giornata che si è chiusa di fatti con le gare, di fatto con le partite di ieri sera, e vedremo la nuova classifica, quella che si è determinata alla luce anche dei risultati maturati. Una considerazione va fatta prima di vedere i risultati che fra poco arriveranno. Indubbiamente il Catania adesso sente sul collo il fiato della Salernitana che è a -5, quindi diciamo da questo punto di vista questi sono i risultati, li vediamo insieme. Atalanta Under 23 Casertana è finita 2-0 per la Casertana, Cavese e Foggia hanno pareggiato 0-0, Cerignola Giuliano è finita 1-0, Cosenza Latina 3-1, Siracusa Picerno 2-1, Sorrento Crotone 2-2, Trapani Potenza 2-1, il Catania ha pareggiato in casa con il Casarano 1-1, il Monopoli ha battuto il Benevento 2-1, la Salernitana ha superato l'Altamura per 2-1. Questa è la classifica che si determina e qui osserviamo come il Benevento è rimasto fermo a 76, il Catania va a 65, ma la Salernitana arriva a 60 punti. Poi Cosenza 59, Casertana 56, Crotone 52, Cerignola 51, a 50 il Monopoli, 44 Casarano, 41 Potenza. A 40 l'Altamura, poi l'Atalanta Under 23 38 punti, Cavese 36, Latina 35, il Sorrento 34 punti. La zona che segna il limite, diciamo, di guardia, quella dei play-out, con il Picerno a 32, il Giuliano a 31, Appaiate, Trapani e Siracusa a 27, il Foggia è ultimo in classifica, almeno per il momento con 23 punti, dico almeno per il momento perché non è escluso che una delle due siciliane, anzi entrambe sicuramente saranno penalizzate, e quindi questo significa che potrebbero scivolare anche in fondo alla classifica. Alessandro, però cominciamo dalla Catania. Dicevo, c'è il fiato della Salernitana sul Catania, che ieri ha giocato la prima diciamo, al Massimino, la prima in assoluto con la guida tecnica di William Viali. La tua impressione? Ma se mi parli del distacco che si è accorciato, sì, 5 punti non sono, diciamo, un dato insormontabile per chi insegue. Dobbiamo considerare anche quante partite mancano alla fine della stagione regolare. 5 giornate, insomma, dovrebbe succedere una catastrofe. Allora, se accadesse questa catastrofe, è ovvio che il Catania dimostrerebbe di non essere pronto per competere ai massimi livelli per i playoff, quindi questo mi pare abbastanza logico. Il fatto della partita di ieri chiaramente è una partita con esposto all'esterno il cartello lavori in corso. C'è stata una innovazione a livello tattico, difesa a 4, 2 mediani, 3 assaltatori a supporto di Caturano. Chiaramente sono giocatori che per un anno e mezzo, la maggior parte, ma insomma chi è arrivato quest'anno per 7-8 mesi ha giocato con un sistema di gioco, con delle dinamiche tattiche molto rigorose, quindi non è semplicissimo effettuare questa transizione da un sistema di gioco all'altro. Quello che di positivo posso evidenziare è l'atteggiamento del secondo tempo. Catania che nel primo tempo è piaciuto poco, tutti i giocatori, diciamo, offensivi non riuscivano a vincere i duelli, a saltare l'uomo, a mettere Caturano nelle condizioni di battere a rete. Secondo tempo invece il Catania si è sciolto, forse anche con qualche accorgimento su alcune posizioni che Viali ha adottato tra il primo e il secondo tempo. Non mi è dispiaciuto il Catania del secondo tempo. È chiaro che è una squadra che continua a realizzare troppo poco rispetto a quello che produce, ed è un dato che purtroppo ormai è costante da tante settimane, perché sì, Catania ha vinto 4-0 col Trapani, ma non lo prenderei a campione.
ha vinto 2-1 ad Altamura, quindi ha fatto 2 gol ad Altamura, l'ultimo dei quali sostanzialmente nel recupero. Ma per tutte le altre partite disputate, a cominciare da quella in casa con l'Altamura, poi la partita con la Casertana in casa, a Salerno e a Benevento è uscita con un solo gol all'attivo. Quindi è un dato costante che deve, secondo me, destare delle riflessioni per capire se è questo l'abito, cioè fermo restando che la difesa a 4 credo che è un dato su cui Viali proseguirà. Ma secondo te su questa difesa a 4 sì. ho delle osservazioni? Casasola e Donnarumma sono, diciamo, nelle condizioni di poter diciamo, giocare, continuare a proseguire in questo ruolo, in questo nuovo ruolo, perché sono stati impiegati un po' più avanti fino alla, non questa, la penultima partita. Nel primo tempo in particolare, soprattutto Donnarumma è andato un po' in sofferenza. Sì, se tu decidi di difenderti a 4 è ovvio che pensi di poter ottenere di più negli ultimi 20 metri, schierando più giocatori offensivi e magari facendo salire complessivamente il baricentro, perché comunque la linea difensiva del Catania, nelle idee di Viali, e per quello che abbiamo intravisto ieri, deve salire di una decina, quindicina di metri rispetto a come difendeva nella precedente gestione. La chiave, secondo me, è proprio il modo in cui tu offendi, cioè avere sì 4 giocatori offensivi, 3 trequartisti e la punta, ma non riuscire a innescarli con continuità, soprattutto con palloni, Angelo, alle spalle del difensore. Il Catania ha una difficoltà evidente di trovare lo spazio alle spalle del difensore. È una squadra che è portata a giocare palla addosso e cercare poi sulla individualità, sul dribbling, sulla magari cross radente alla 3/4, riuscire a sorprendere la difesa avversaria. Io credo che in questo percorso tattico l'ideale, ma per quello che posso pensare io, che conta ovviamente praticamente nulla, l'ideale sarebbe giocare con un centrocampo a 3, con un playmaker che può essere o Di Noia in pianta stabile oppure lo stesso Jimenez che Viali ha detto avere nella proiezione della sua crescita anche questo tipo di ruolo, quindi avere un palleggio più fluido con un centrocampista in più e un centrocampista, ripeto, di qualità, e poi giocare con o un trequartista e 2 punte o 2 trequartisti e una punta per, secondo me, avere una connessione più diretta tra il centrocampo e le punte, perché il Catania, è un altro dato che sottolineo, quasi mai prende calci di punizione al limite. Sì. E questo secondo me è un dato molto importante, perché significa che nei movimenti offensivi tu non crei le condizioni per la superiorità e quindi la possibilità, nella peggiore delle ipotesi, di conquistare un calcio di punizione dal limite, avendo poi degli specialisti in questo tipo di esecuzione che ti potrebbero dare il gol. Ora, sì, perdonami, il discorso del centrocampo, ma anche valutazioni sul rientro di Cicerelli. Il rientro di Cicerelli in sé per sé può essere l'upgrade del reparto offensivo, ti può dare quelle soluzioni che finora per il lungo infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi non hai più avuto. Ecco, questo è un tema che sicuramente possiamo valutare, fermo restando che il recupero di Forte e di Rolfini diventa essenziale per garantire anche delle soluzioni in corsa, perché è ovvio che Caturano non può cantare e portare la croce, e quindi non avere oggi un centravanti di ruolo alternativo a Caturano è sicuramente un handicap. Sentiamo cosa ha detto Viali a fine partita ieri. E abbiamo fatto qualche errore di troppo tecnico, perché per assurdo abbiamo sofferto le sortite del Casalano quando eravamo in possesso di palla, perché quando il Casalano è stato in sviluppo non abbiamo mai concesso nulla, anzi abbiamo rubato qualche palla nella 3/4 offensiva, cosa che abbiamo provato a mettere dentro, e questo l'hanno fatto particolarmente bene.
Però sicuramente dovevamo giocare più in pulizia, ma la responsabilità di questo problema iniziale chiaramente è mio, perché ho chiesto cose che magari erano meno abituati, ma la cosa che mi fa molto piacere è che poi con un piccolo aggiustamento nella ripresa la squadra ha fatto un secondo tempo eccezionale. Questo aggiustamento si può chiamare Michele d'ausilio? Sì, assolutamente, un giocatore che quando viene chiamato in causa sia dall'inizio che a partita in corso comunque ha un passo diverso, è il più centrocampista dei trequartisti, ma anche il più preciso da trequartista nel trovare il compagno nella posizione ideale per tirare in porta. Quindi ecco, nel ragionamento che facciamo prima, avere 3 centrocampisti con un palleggiatore e un tre quarti che può essere d'ausilio, può essere Cicerelli, può essere Bruzzaniti, comunque secondo me ti avvicina meglio all'area di rigore e ti dà anche la possibilità di penetrare per vie centrali, che è un'altra caratteristica che questa squadra non ha. Una squadra che fraseggia sulle corsie, cerca l'1-2 sulla tre quarti, ma centralmente né con i centrocampisti né con i trequartisti o la punta riesce a trovare lo spunto vincente. E la considerazione che faccio comunque deve essere anche letta in relazione al valore dell'avversario, perché comunque il Casarano in chiave esterna aveva una difesa con Labrodo e ieri sì, ha sofferto per una fase il secondo tempo, ma nel primo tempo secondo me non è stato attaccato, aggredito come nelle corde potenzialmente avevano i 4 giocatori offensivi che Viali ha schierato. E torniamo a Michele d'ausilio, che è il top del match di questa giornata. Sì, ripeto, è stato uno dei più positivi nella fase migliore della prestazione del Catania. Complessivamente ha messo a referto quest'anno 27 presenze con 3 gol e 5 assist. Il suo è un contratto di scadenza 30 giugno 2026, ma il Catania ha il diritto di riscatto per acquisirne definitivamente il cartellino dall'Avellino. Nella scorsa stagione ha fatto numeri importantissimi con un gol e 14 assist in 27 presenze, è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie B dell'Avellino. Allora Alessandro, siamo in chiusura di questo segmento di trasmissione dedicato interamente al Catania. Stasera approfondiremo i temi del match diciamo con il Casarano, ma indubbiamente non possiamo non parlare di quello che potrà essere il Catania con Viali in abbiamo preparato anche una grafica specifica per cercare di capire che tipo di evoluzione può avere il Catania nel transito dalla gestione Toscano alla gestione Viali. Bene, grazie Alessandro. Grazie a voi, a stasera. A stasera, 20:45, noi ci fermiamo, breve sosta e poi collegamento con Palermo con Marco Gullà. Di nuovo insieme per anteprima corner. Adesso ci colleghiamo con Palermo. Buon pomeriggio a Marco Gullà. Buon pomeriggio Angelo, buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Allora, abbiamo parlato prima di Catania che ha giocato ieri sera, ora adesso torniamo qualche giorno all'indietro nel tempo, perché il Palermo la sua partita l'ha fatta già, fra le altre cose è in vacanza. Quando si chiuderanno queste vacanze, considerata la sosta per consentire poi le partite alla nazionale? Beati loro che sono in vacanza, ancora un giorno soltanto, e poi il Palermo riprenderà la preparazione. C'è la sosta ovviamente di campionato per le nazionali, quindi il Palermo insomma ha tutto il tempo per ricaricare le pile e insomma e avviarsi verso questo rush finale del campionato. Sì, facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro. Palermo che viene dalla vittoria per 1-0 sul campo del Padova in extremis, una vittoria sudata, forse anche meritata per certi aspetti, perché il Palermo ha giocato per più di 3/4 di gara in inferiorità numerica e poi insomma l'ha risolta con Bani. Una vittoria che alimenta le speranze di promozione diretta, intanto permette al Palermo di consolidare il quarto posto, perché difficilmente insomma sembra che il Catanzaro, nonostante abbia comunque un trend abbastanza positivo, potrà insidiare il Palermo. Quindi, insomma, possiamo vedere la classifica, Marco, se sei d'accordo sì. Possiamo vedere anche la classifica.
Assolutamente, eccolo lì il Catanzaro che comunque ha anche una partita in meno rispetto al Palermo, però insomma, sembra in cassaforte questo quarto posto. Il Palermo però ambisce ad altro, il Palermo ambisce alla promozione diretta. Mancano 6 partite, punti di distacco dal Frosinone che in questo momento è secondo, ma anche dal Monza sono 4, quindi non è un distacco così insormontabile. Il Palermo ce la può fare, però è ovvio che su 6 partite. Guarda, non siamo insomma dei veggenti, però ti dico che basterebbero forse anche 5 vittorie, un pareggio. I più fiduciosi dicono che il Palermo con 5 vittorie ce la potrebbe fare. Io credo che insomma il Palermo non debba guardare nemmeno ai risultati delle dirette concorrenti, debba guardare soltanto al suo cammino. Ovvio che se inanella 5-6 vittorie di fila, è ovvio che poi alla fine insomma anche la matematica deve inchinarsi, anche perché comunque una delle 6 partite il Palermo la giocherà contro il Frosinone. Il Frosinone poi ha anche un calendario un po' particolare, stessa cosa vale anche per il Monza, insomma, se le vinci alla fine comunque io credo che la promozione diretta la potrebbe anche raggiungere il Palermo. Il problema è che comunque vincere 6 partite non è assolutamente facile, a partire anche dalla gara che i rosanero giocheranno a Pasqua in casa contro l'Avellino, che apparentemente sembra una partita ampiamente alla portata della formazione di Inzaghi, ma sappiamo benissimo che in B molte gare hanno il naso lungo, qualsiasi cosa può succedere. È anche una formazione che magari naviga nei bassi fondi della classifica, può insidiare la prima, la seconda, la terza. Io lo dico sempre, la B non è come la Serie A. In Serie A nel 90% delle volte la prima, la seconda e la terza vincono in maniera netta contro le ultime. In Serie B invece no, anche il Padova, che è una squadra che comunque non se la passa benissimo, anche se comunque è fuori dalla zona play-out, ha rischiato insomma di battere il Palermo se fosse stato convalidato il gol di Perrotta, che comunque era in fuorigioco, o se ci fosse stato un episodio, se non avesse segnato Bani alla fine. Insomma, tutto è davvero possibile in questa Serie B. Ecco perché comunque Inzaghi ha un po' raccomandato al suo gruppo: non guardate la classifica, non guardate le partite, testa ovviamente sul percorso e soprattutto alzatevi sul sellino per questa volata finale. Allora, sentiamo le parole di Segre nel post gara. Come dice sempre il mister, dobbiamo guardare noi stessi partita dopo partita e poi vediamo cosa fanno le altre. Noi è vietato sbagliare, quindi ripeto, siamo tutti molto soddisfatti perché era una partita difficile per come si era messa e siamo molto contenti e orgogliosi. Dobbiamo continuare così e adesso ci sarà la sosta, ricarichiamo le pile perché sono state partite dove abbiamo speso tanto e si è visto. È importante, come ha detto il mister, aver chiuso prima della sosta con una grande vittoria e adesso ci riposiamo qualche giorno e poi riprenderemo ad allenarci con costanza e determinazione come abbiamo sempre fatto. Allora, costanza e determinazione, queste sembrano essere, diciamo, le parole su cui punta anche Inzaghi, perché le partite in cui il Palermo non è andato benissimo, e ci riferiamo alla sconfitta con il Monza, al pareggio interno con la Juve Stabia, hanno mostrato sì certamente un Palermo che non ha perso, diciamo, la determinazione, ma in costanza è mancata, costanza dei risultati in questo caso vado a specificare. Allora in tutti i campionati avere continuità, essere, diciamo, sempre lì e produrre sempre, portare sempre dei punti, alla fine in qualche modo si porta a casa un risultato. Il Palermo ha avuto forse 2 momenti difficili fino a questo momento nella stagione, vado a memoria. Nell'ultimo segmento deve cercare di riprendere quel filone importante che lo ha portato a fare davvero tantissimi risultati utili. Mangelo, ma non tanto, perché Palermo insomma proprio quest'anno dico che la continuità e la costanza anzi non è mancata. È ovvio che in un campionato abbastanza equilibrato ci può stare perdere a Monza,
ci può stare anche lo scivolone di Pescara, ma è un campionato anomalo semmai. Il Palermo ha fatto 60 punti, Inzaghi ha fatto un miracolo rispetto all'anno scorso, è la squadra che ha totalizzato più punti negli ultimi anni in B, addirittura più della cavalcata di Guido Lin nel 2003-2004, quindi i numeri sono assolutamente dalla parte di Inzaghi. L'unico elemento che in questo momento sta condannando il Palermo è che ci sono lì davanti squadre che stanno facendo qualcosa in più, però il Palermo con questi punti in classifica in un altro campionato sarebbe quantomeno secondo e sarebbe in zona promozione diretta, quindi proprio quest'anno no, la costanza, la continuità non sono mancate, perché comunque due passi fa con la Juve Stabia, insomma sono partite, ci possono anche stare. Hai fatto 60 punti, quindi hai fatto davvero molto di più degli anni addietro, quindi non possiamo assolutamente rimproverare nulla al Palermo e a Inzaghi, che tra l'altro dobbiamo anche sottolineare la partita a Padova l'ha vinta lui con i cambi, ha avuto il coraggio di togliere poi Ampalo, di mettere Leduaron, ha dato maggiore frizzantezza al reparto offensivo, poi il gol è nato da Bani, però il gol è stato capitalizzato da Bani, però è nato anche da un'incursione di Leduaron assieme a Segre, quindi Inzaghi ha vinto questa partita, lo possiamo dire, e adesso deve cercare di spingere al massimo senza rischiare ovviamente di bruciare la frizione, perché 6 partite sono 6 abbastanza gare delicate. Le riassumo velocemente quali sono e poi vi restituisco la linea. Il Palermo giocherà nel giorno di Pasqua alle 19:30 contro Avellino, poi fuori casa è il big match, sarà la partita più importante dell'anno, quella contro il Frosinone, tornerà in casa per affrontare il Cesena, fuori casa il 25 aprile la Reggiana e poi chiuderà in casa contro il Catanzaro e fuori casa l'ultima giornata a Venezia, che potrebbe anche essere già promosso e quindi un po' più allegro, definiamo così, passami un po' il spensierato, termine. mettiamo Un po' spensierato, più sereno, più rilassato. più rilassato. Più rilassato. Va bene, d'accordo, grazie al nostro Marco Gullà da Palermo, ci rivediamo per commentare evidentemente le vicende del calcio siciliano lunedì, perché la prossima settimana torniamo lunedì con Anteprima Corner, e adesso ci concediamo un'altra breve sosta. Grazie a te Marco, e poi andiamo a Trapani e a Siracusa. Rituffiamoci allora nella Lega Pro con Trapani e Siracusa, squadre che vivono un momento difficile che dura comunque da parecchi mesi. Sono appaiate in classifica, stessi punti, 27, rischiano una penalizzazione che potrebbe farle precipitare addirittura all'ultimo posto, e alle porte ci sono 2 trasferte particolarmente insidiose, quindi più delle partite passate, più di quello che è successo nel precedente turno. Adesso mi vorrei concentrare con entrambi sul rischio evidentemente di penalizzazioni ulteriori e sul rischio rappresentato da queste gare in trasferta. Comincio con Franco Camarasana da Trapani. Eccomi, buon pomeriggio Angelo. Buon pomeriggio a te. Intanto parliamo di questo successo del Trapani. Non succedeva dal 21 febbraio, quando il Trapani batté la Cavese al provinciale. Una partita, una vittoria soprattutto che dà morale a questa squadra che, malgrado le vicissitudini extracalcistiche, non demorde e ripeto, è stata premiata, anche se nei minuti di recupero poi con il gol risolutivo di Wilkelman. Ma è anche un Trapani sempre debole. Nel primo tempo, per esempio, contro il Potenza, un Potenza che ha confermato di essere un'ottima squadra, è scesa in campo in formazione un pochino rimaneggiata, nel senso che De Giorgi ha tenuto in panchina buona parte dei giocatori che il mercoledì precedente avevano giocato la partita alla finale e andate di Coppa Italia contro il Latina, perché il 1° aprile ci sarà la gara di ritorno, per cui onde evitare rischi di infortuni eccetera, De Giorgi ha preferito tenere in panchina molti dei titolari. Malgrado ciò, soprattutto nel primo tempo, il Potenza ha confermato di essere un'ottima squadra, tant'è vero che il Trapani, se non è capitolato nel primo tempo, lo deve soltanto al solito portiere Galeotti, davvero, che ha fatto almeno dimmi.
Abbiamo pochissimo tempo, allora il concetto qual è? Il concetto è che bisogna proiettarsi in avanti. Quali sono le possibilità di una salvezza sul campo, considerato quello che può avvenire extracampo ancora, perché il Trapani di problemi ne ha tanti. Per quanto riguarda il campo, una partita importantissima è quella di domenica prossima, che il Trapani affronterà in trasferta il Foggia. Deve necessariamente puntare a una vittoria se vuole allungare, distanziarsi ancora dalla squadra pugliese. Fra l'altro con pazienza in panchina adesso ha ripreso a fare punti. E poi le scadenze dei prossimi giorni. La prima scadenza è il giorno 26, quindi giovedì, è prevista un'udienza dal Tribunale Federale Nazionale per il mancato rispetto delle scadenze del 16 febbraio. Nel corso dell'ultima udienza la Procura federale aveva chiesto l'estromissione del Trapani dal campionato, cosa non accolta tant'è vero che il Trapani è stato soltanto penalizzato di 4 punti più uno per la recidiva. È probabile però che la decisione di giovedì venga rinviata, in quanto il 30 si riunirà alla Corte d'Appello federale che esaminerà in secondo grado il deferimento del Trapani per le scadenze del 16 dicembre. In prima istanza, ricordo, il Tribunale federale ha deciso di penalizzare il Trapani, come dicevo, di 5 punti, respingendo la richiesta di esclusione dal campionato. La Procura probabilmente in quella circostanza tornerà alla carica. Vedremo. È probabile, ripeto, giovedì o una ulteriore penalizzazione o un rinvio della decisione al 30 di marzo. Voglio sottolineare anche, e poi chiudo, che nel pomeriggio del 30 marzo è prevista una sessione di udienze del Collegio di Garanzia del Comune per esaminare alcuni ricorsi. Tra questi ricorsi, quello per Trapani avverso una decisione del Consiglio federale della Federazione Italiana Pallacanestro che poi determinò l'esclusione della Trapani Shark dal campionato. Quindi giorno 30 sarà una data importantissima sia per il calcio che per il pallacanestro trapanese. Grazie a Franco per queste importanti, notizie che riguardano il mondo granata, nel senso che abbiamo parlato sia di Trapani Calcio che anche della Shark. Grazie e buon lavoro a Franco. Adesso siamo a Siracusa già con il nostro Marco Petrolito, un Siracusa che non demorde nonostante ci sia questa spada di Damocle sempre sulla testa. Insomma, bisogna cercare di allontanarsi quanto più possibile dalla zona bassa, dal penultimo posto, anche se però è complicato. Sì, Angelo, buon pomeriggio. Obiettivo la salvezza del Siracusa, che inevitabilmente potrà essere raggiunto solo attraverso i play-out, in considerazione della penalizzazione in arrivo giovedì, che potrebbe essere di 5 punti, ma che comunque continua ad essere alla portata, dato che lo svantaggio dalla quintultima, proprio il Picerno, che è stato battuto 2-1 in rimonta domenica scorsa, adesso è di 5 lunghezze. Nelle ultime 6 partite ci saranno tra l'altro diversi scontri salvezza che coinvolgeranno le dirette rivali, anche se per continuare a sperare il Siracusa dovrà far punti proprio il prossimo fine settimana nel difficile campo dell'Altamura. Restano agli occhi di tutti, naturalmente, tornando alla partita di domenica, la splendida rete del centrocampista lituano Guido Levicius, che all'88esimo ha messo la firma sulla vittoria con un gesto tecnico di ben altra categoria, ma anche lo spirito del gruppo, gli applausi quasi con momenti del pubblico atturati, la squadra e lo staff, che nonostante le difficoltà di cui facevi cenno, stanno dando vita ad un finale di stagione davvero indimenticabile, dove nelle ultime 5 partite, lo ricordiamo, hanno conquistato ben 10 punti. Ricordiamo che sul campo sarebbero 33 i punti totalizzati dagli azzurri, per un ruolino di marcia che, come detto, fa ben sperare, che lascia ancora aperte le porte ad ogni evenienza, dato che il destino del Siracusa, appunto, è tutto nelle sue mani, dipenderà principalmente dai risultati che arriveranno ai prossimi 6 impegni della regular season, per una stagione che comunque vada resterà nella storia per la determinazione, per la perseveranza della squadra, che sta andando oltre ogni aspettativa. Parlando delle questioni di carattere societario, infine c'è una notizia proprio di oggi relativa alla possibile cessione della società. Si parla di una PEC ufficiale inviata al Comune da parte di un gruppo facente capo a 10 imprenditori, con la manifestazione di interesse ad acquisire Siracusa Calcio in vista della copertura che si attende a breve da parte dell'attuale società del debito esistente. A tal riguardo, Angelo, non ci sono notizie precise, però ci dovrebbero essere delle novità proprio nelle prossime ore. Naturalmente ci aggiorneremo nel caso in cui ci dovessero essere delle variazioni o comunque delle notizie positive per la società azzurra.
Grazie allora anche a Marco Pedrolito che ci ha dato anche questa ultima novità di un gruppo di 10 imprenditori pronti a rilevare il Siracusa. Noi ci dobbiamo fermare qui, grazie per essere stati con noi. Anteprima Corner torna lunedì della prossima settimana, invece ci rivediamo alle 20:45 con Corner, un'ora e mezza tutta dedicata al Catania. Proveremo a capire se il cambio in panchina, il cambio di guida tecnica va nella giusta direzione e quali sono i rischi da qui al termine della regular season per la squadra rosso-azzurra. Questo è altro ovviamente a Corner, adesso ci fermiamo, a tutti chiaramente l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.